Buongiorno, si avvicini al tavolo. In piedi a voce alta, legge la dichiarazione. In piedi, signorina. Consapevole Signorina? Sì? In piedi. Ah, in piedi. Perché si assume un impegno di dire la verità. Lo legga pure a voce alta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Si accomodi. Lei si chiama Marianna Ferrera. Sì. Dove è nata e quando è nata? Sì, sono nata a Brescia il 5 maggio del 1984. E dove è residente? Residente in via Tiziano numero 2, In che città? Brescia. Prego la difesa. Parli bene al microfono, avvicini la sedia. Parli bene al microfono con il viso rivolto verso il microfono. Se parla Ok. così vede che non si sente più. Buongiorno. Buongiorno. Senta, lei da quando conosce l'onorevole Berlusconi? Dal 2005, sono 7 anni. L'ha conosciuto assieme a sua sorella o da sola? Sì, insieme a mia sorella perché lavoravamo per le sue reti. Perché? Non abbiamo Lavoravamo sentito. per le sue reti. Lei che lavoro svolgeva all'epoca? Lavoravo nel mondo dello spettacolo e facevo la modella. E adesso? Adesso purtroppo nulla, avevamo tante aspettative, però dopo questo processo assurdo non riusciamo più a trovare lavoro. Presidente, scusi, la Teste non si può permettere di dire che questo processo è assurdo. La testa ha fatto un commento che probabilmente lei è sgorgato dal cuore, signor procuratore. Che verrà valutato dal tribunale. Non avevamo dubbi, Presidente, che sarebbe stato valutato. Senta, Sì, ma mi imputano comunque di essere una escort, io sono una brava ragazza, di buona famiglia e quindi se permette per me è assurdo. Prego, avvocato Ghedini, faccia pure la sua domanda. sì, stavo cercando, Presidente. Senta, lei vive con i suoi genitori a Milano, vive con sua sorella Vivo con i miei genitori a Brescia. e lei quindi allo stato attuale non sta lavorando. No, purtroppo no. Senta, nel corso del 2010 ha avuto modo di frequentare l'onorevole Berlusconi? Sì, Sì. E l'ha frequentato anche durante cene conviviali, chi c'era? sì, io venivo chiamata dalla sua segreteria per partecipare a delle cene normalissime, conviviali e anche divertenti. Senta, come si svolgevano queste cene? Erano delle cene appunto come ho detto prima conviviali in cui il signor Presidente coinvolgeva tutti i suoi ospiti parlando di politica, di comunque eventi contemporanei e cantava anche delle canzoni del suo repertorio giovanile francese e basta. C'era personale di servizio durante queste cene? Sì, c'erano 5-6 camerieri, anche perché comunque gli ospiti erano 15-20 e solitamente arrivavano anche delle guardie per portare agenzie di stampa in serata. Venivate lasciati soli? Soli? Soli, cioè c'erano dei momenti in cui non c'era nessuno del personale di servizio? Assolutamente no, anche perché c'erano le portate della cena, il primo e il secondo, quindi comunque c'era sempre qualcuno. Nel dopo cena c'erano dei locali in cui ci si spostava o si rimaneva sempre nella sala da pranzo? No, guarda, non sempre, però comunque c'era al piano inferiore c'era la discoteca, c'era una sala adibita appunto a discoteca e accanto c'era un teatro dove c'era un grande schermo dove venivano trasmesse o la partita del Milan o comunque dei filmati di conferenze in cui il presidente era in giro per il mondo. Poi appunto nella sala della discoteca chi voleva ballava, chi no. Senta, c'era sempre anche sua sorella o lei andava anche da sola? No, c'era sempre mia sorella.
Ha potuto assistere a scene con implicazioni di natura sessuale durante le cene Assolutamente no, e durante i dopocene? neanche. Che lei ricordi, qualcuna delle ragazze presenti ha inscenato uno spogliarello totale o parziale? No, assolutamente, io non ho mai assistito né a scene volgari, a volte c'erano delle ballerine appunto che lavoravano per Mediaset così, che organizzavano delle coreografie divertenti appunto dedicandole al presidente, ma nulla di sconveniente o volgare. Anche perché comunque c'erano ospiti, c'erano sia uomini che donne, amici del presidente, c'erano camerieri, c'era sempre comunque la servitù, le guardie, quindi non... Senta, qualcuna durante le serate, scusi una domanda preliminare, Emilio Fede l'ha mai visto queste serate? Sì. Qualcuna delle ragazze si è mai avvicinata all'onorevole Berlusconi o a Emilio Fede toccandoli nelle parti intime? Mai. Senta, qualcuno le ha, in particolare il dottor Berlusconi, le ha chiesto di avere una particolare riservatezza sul contenuto delle serate? No, assolutamente. Anche perché i miei genitori sapevano che andavo lì e comunque chiunque me lo chiedesse io ho sempre detto che il presidente è una bravissima persona, è un grandissimo padrone di casa e ha sempre trattato tutti i suoi ospiti in maniera uguale, che siano stati Sì, ma non era il senso della domanda, signorina. Il difensore le chiedeva se c'erano dei motivi. E per quale motivo? Ho detto che non c'erano né scene sconvenienti né volgari, per quale motivo dovevo tenere segretezza delle serate se erano cene normalissime? Prego, avvocato Ghedini. Grazie. Buongiorno, sono l'avvocato Longo. Buongiorno. Signorina Ferrera Marianna, lei ha conosciuto, ha avuto modo di vedere in Arcore la signorina Ruby El Marug? Io l'ho vista solo una volta, però appunto non ci siamo mai presentate e mi sembra nel febbraio 2010 se non sbaglio, perché appunto subito dopo l'ho riconosciuta dai telegiornali, quindi però non sapevo neanche che si chiamasse Ruby, l'ho soltanto vista una volta. In quella occasione in cui lei ricorda di aver visto la signorina Marug, lei ha memoria che sia successo qualcosa di particolare in quel di Arcore? Assolutamente no. Senta, lei ha o aveva una vettura Smart Coupé targata EB 8076B? Sì. Ce l'ha ancora? No. Ecco, come è venuta in possesso di questa macchina? Gliel'ha regalata qualcuno? Sì, me l'ha regalata il presidente. Gliel'ha regalata il presidente Berlusconi? Sì, il presidente Berlusconi. In che periodo? Non ricordo, penso 2 anni fa. Sì, 2 anni fa, non sa Quindi collocare. 2010. Prego? Quindi nel 2010. Sì, a metà, prima metà, seconda metà, si ricorda? Che si può risalire? No, non mi ricordo. Ce l'ha ancora questa macchina? No. Come Anche mai perché l'ha regalata? i miei genitori hanno avuto delle difficoltà e l'ho dovuta vendere. Ah, l'ha venduta per quanti denari? 8.000 euro. Sì, li ha versati sul suo conto, li hanno pagati in contanti, se lo ricorda? Me li avevano pagati in contanti e appunto io li avevo dati ai miei genitori per pagare un intervento. Senta, come mai aveva avuto in regalo questa macchina? Anche sua sorella aveva avuto Sì, perché appunto non avevamo la possibilità di comprarne una e lui ce l'ha comprata. Ma lei e sua sorella avete avuto questo regalo in cambio di un'attività di carattere intimo con il presidente Berlusconi o è stato un regalo senza una contropartita? È stato un regalo senza una contropartita. Sì. Lei ha mai dormito ad Arcore, lei e sua sorella? Mai. E che lei sappia neanche sua sorella?
No, che io sappia no, anche perché solitamente ci accompagnava mio papà, quindi mio papà rimaneva fuori, così con mia mamma andavano a cena e dopo ci venivano a riprendere. Grazie di tutto, signor Presidente. Grazie a lei. Prego la Procura. Alcune precisazioni. Lei nel maggio 2010 svolgeva un'attività lavorativa? Un'attività? Lavorativa, lavorava? Maggio 2010? No, Non aveva nessuna forma di reddito? no, nessuno. Viveva con i suoi genitori? Sì, Anche sua sorella? sì, Perché l'autovettura è stata acquistata dall'onorevole Berlusconi nel maggio 2010. ah ok. Maggio 2010. Lo ricorda adesso che glielo dice il pubblico ministero? No, sono passati 2 anni, non ricordo se era il maggio, io appunto mi ricordo nel 2010, però non mi ricordo il mese. Quindi lei non lavorava, non aveva nessuna forma di reddito? No, Quindi provvedevano al suo mantenimento i suoi genitori? sì, con grandi difficoltà purtroppo, sì. Lei studiava? Io In quel periodo? No, Mi in quel riferisco periodo al no. maggio 2010, febbraio 2010. no, Che titolo di studio ha, signorina? io sono diplomata come perito chimico. Ma lei era in cerca di un lavoro oppure non l'ha mai cercato? Certo che l'ho cercato, io sono in cerca di lavoro, io andrei a fare No, anche io la mi commessa. riferisco nel 2010, oggi è un altro periodo. In quel periodo lei era alla ricerca di un lavoro? Sì, sì, anche perché le porte del mondo dello spettacolo purtroppo si sono chiuse, soltanto che su No, internet... aspetti signorina, voglio essere precisa. Io mi riferisco al 2010, febbraio, marzo, giugno 2010. Io ho sempre fatto la modella e ho sempre lavorato nel mondo dello spettacolo, quindi se non vengo chiamata per casting non posso andare a bussare io a Mediaset o in Rai, cioè funziona che ti chiamano loro, quindi cioè, in quel periodo avevo ancora comunque gli obiettivi di lavorare, come avevo sempre fatto dal 2005, adesso poi è un altro discorso. No, non ho capito. No. Lei aspetti, nel Sì. 2010 lei ha detto che non svolgeva alcuna attività lavorativa e che non aveva redditi propri e che dipendeva dai suoi genitori. Sì. Quindi in quel periodo lei non ha lavorato anche saltuariamente come modella o ha avuto delle chiamate in No, qualsiasi in tipo di televisione? No, in Mediaset né in Rai assolutamente no. Probabilmente avrò fatto, non so, delle manifestazioni fieristiche per abiti da sposa, quello sì, però non le so dire la data, non mi ricordo. Però cioè, percepivo ben poco per potermi sostentare. Allora, siccome appunto lei ci sta dicendo che non aveva una forma di reddito e prima rispondendo alle domande della difesa ha detto oggi percepisco un assegno mensile. Io non l'ho detto, io non ho No, detto lei non nulla. percepisce nulla? No, Ah, forse scusi. fa confusione con Sì. sua lei sorella. non percepisce nulla dall'onorevole Berlusconi? Sì, adesso sì, certo. Quindi avevo capito bene. Quanto? Al mese? 2.500 euro. Allora, visto che da quanto tempo? Scusi se interveniamo, ma suo personale non è, perché anche sua sorella, che abbiamo sentito prima, ci ha detto che percepisce 2.500. Sì, 2.500 per lei e 2.500 Per lei, per sua certo, sorella, sì. separato. separato. Quindi da quanto tempo? Da qualche mese. Da qualche mese, più o meno qualche mese, che intende? Meno di un anno. Meno di un anno. E allora? Comunque ci sono i bonifici, puoi andare a vedere sul mio conto. Benissimo. Ora, siccome lei ha detto che nel 2010 non svolgeva alcuna attività lavorativa e che la macchina gli è stata regalata dall'onorevole Berlusconi, quindi, e rispondendo alle domande della difesa ha detto che ne ha ricevuto un danno d'immagine perché nessuno più l'ha chiamata, ma rispetto a che se prima non lavorava, non faceva nulla e dipendeva con grossi sacrifici dai suoi genitori, cioè qual è la ratio di questo pagamento mensile di No, 2.500 euro? Io comunque lavoravo come modella
cioè, saltuariamente, cioè nel 2010 già si parlava del caso Ruby, cioè perché comunque è scoppiato tutto a gennaio e noi da allora non siamo più state chiamate. Scusi signorina, io le ho fatto domande per i mesi di febbraio, marzo, aprile gennaio. 2010 dello, come lo chiama lei, scandalo Ruby. Le prime notizie sono dell'ottobre 2010, che come mese viene dopo febbraio, marzo, aprile, maggio, quando lei riceve l'autovettura da Berlusconi. E lei, rispondendo alle mie domande di quel periodo, mi dice: non lavoravo, con grossi sacrifici i miei genitori mi mantenevano. Poi le ho fatto le domande: ma lei studia? Dice no, ho solo un diploma, non facevo assolutamente nulla e non avevo alcuna forma di reddito. Questo lei ha dichiarato. Sì, però io anche quando avevo un reddito fisso, che lavoravo al meteo del TG4, comunque vivevo con i miei genitori, perché questo era il mio sogno, di poter andare avanti e comunque risarcire anche i miei genitori, ma comunque anche lo stipendio che avevo anche quando lavoravo in televisione non mi permetteva né di pagarmi una casa a Milano, e quindi c'erano sempre dietro i miei genitori che comunque sostentavano sia me che a mia sorella. Non ha risposto alla domanda che io le ho Per me fatto. questa è una però. risposta. No, non ha risposto. Ah no, va bene. Ok. No, volevamo sapere, signorina, se abbiamo compreso bene, lei come si manteneva 2009, cioè, allora, dici, io ho lavorato per i TG4 quando? Io ho lavorato dal 2005 al 2008 e poi venivamo chiamate sia io che mia sorella, cioè mensilmente, magari potevamo lavorare 2 settimane al mese, e poi ho sempre lavorato come modella per manifestazioni fieristiche o comunque showroom. Dal 2008? Io da quando avevo 18 anni che lavoro nel mondo in dello spettacolo. contemporanea, comunque in contemporanea. Sì, assolutamente. Quindi 2008, Facevo poi anche 2009, serate, quando- 2010 e 2011, come 2010. si è mantenuta? Sempre come modella per manifestazioni fieristiche E quanto o comunque percepiva, dei negozi mi chiamavano, non so, dai 250 euro. Anche perché io avevo lavorato nel mondo dello spettacolo, quindi comunque ero conosciuta rispetto a tutte le altre modelle. Se abbiamo capito bene, voleva sapere il pubblico ministero che cosa è successo. Nel 2012 ha detto che ha ricevuto questo aiuto mensile dall'onorevole Berlusconi. Che cosa è successo per cui non... Cosa è successo? Basta cliccare su internet e il nome Marianna Ferrera è associato a Escort. Ah, quindi non ha più fatto neanche le attività fieristiche? No, assolutamente no, si sono chiuse, ma non solo attività fieristiche, io ho anche l'umiltà di poter andare a lavorare anche come commessa, non ho nessun tipo di problema, ma comunque viene additata dalla gente, noi facciamo difficoltà anche ad andare in giro, perché tutti dicono bunga bunga, cioè non è soltanto il problema del lavoro, a noi anche la vita sociale è stata rovinata. Prego, PM. Senta, lei ha detto che ha frequentato e ha conosciuto la signora El Marug nel febbraio 2000. Non l'ho conosciuta, l'ho No, vista e l'ho riconosciuta dai giornali e dalle televisioni. Però l'ha vista nel febbraio 2010, questo... Probabilmente sì, cioè io comunque dal presidente andavo, cioè le cene erano 2 volte l'anno, cioè io non lo vedevo quasi mai, quindi penso nel febbraio 2010 di averlo visto, però non ne sono certa, non ne sono sicura, non mi scrivevo sull'agenda quando andavo, sinceramente. No, io... Quindi non ne è sicura? non è Non sicura. ne sono sicura, penso probabilmente forse nel febbraio 2010, perché io ne ho parlato anche con mia sorella di questo, ma ti ricordi quando l'abbiamo vista e siamo arrivati a questa pseudodata, ma non le so dire la realtà. Però lei il fatto che l'ha vista in un'occasione ad Arcora la conferma? Sì, quello sì, assolutamente. Sono qua per dire la verità, quindi io quello sto dicendo. E comunque nel 2010? Penso di sì. Allora, vediamo di aiutare la memoria. Il 28 ottobre 2010 comincia il cosiddetto scandalo Ruby. Allora, rispetto a questo paletto che ora gli sto mettendo, e lei dice di averla vista in un'occasione ad Arcore, Sì. escludendo quindi, partendo dal 28 ottobre, considerando che poi c'è l'estate, come possiamo andare a Prima ritroso? dell'estate. Prima dell'estate. Sì.
Quindi potrebbe essere da gennaio Sì, a potrebbe essere da giugno. gennaio a maggio. A maggio. Sì. Ci può dire, lei possedeva un cellulare in quel periodo? Sì, Può dire il numero alla Corte? certo. Me lo dica. 340 26 34 882. Non ho altre domande, Presidente. Grazie, può andare. Abbiamo grazie. finito.